Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4 e buona domenica a tutti. Una maxi rissa e apriamo subito con la cronaca tra una trentina di giovani Maranza è scoppiata verso le 2 della notte scorsa in pieno centro lungo le rive, danni alle auto parcheggiate e agli arredi dei bar. Una decina di ragazzi sono stati identificati dalla polizia, ma non si sa ancora se abbiano effettivamente partecipato a questo episodio che però ci è stato confermato proprio dalla polizia. Allora vediamo il servizio. Ancora un sabato notte violento in centro, nella zona delle rive e della Movida di Trieste. Una rissa è scoppiata intorno alle 2 della scorsa notte fra una trentina di giovani, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Una decina i ragazzi identificati dalla polizia, intervenuta sul posto con 3 pattuglie della questura. Tra le conseguenze della maxi rissa anche il danneggiamento di alcune automobili parcheggiate. Questi i fatti secondo una prima ricostruzione degli agenti che ora indagano sui motivi che hanno scatenato le violenze. I testimoni raccontano di grida e ragazzi picchiati da gruppi di loro coetanei con pugni e calci, ma anche di sedie e tavolini dei bar fatti volare in strada e in almeno un caso sulle auto. Una vettura regolarmente posteggiata è stata seriamente danneggiata con il vetro posteriore infranto e varie ammaccature. Pesanti danni anche agli arredi esterni dei locali, molto numerosi in zona. Poi, all'arrivo delle volanti, molti giovani sono riusciti a dileguarsi nelle strade del centro, mentre circa 10 tra minorenni e appena maggiorenni sono stati identificati dagli agenti. Episodi che si ripetono ormai con preoccupante frequenza nei fine settimana e che stanno esasperando esercenti e residenti. Alle 11:30 di oggi c'è stata un'operazione di soccorso, lo vediamo alle nostre spalle, di un ragazzo di 26 anni che era in arrampicata in Val Rosandra ed è stato morso da una vipera. Sceso con gli amici autonomamente fino al Premuda, soccorso dai sanitari del 118, come vedete nell'immagine, che sono giunti con un'ambulanza e con un infermiere che ha stabilizzato il paziente e lo ha trasportato a Cattinara in codice giallo per le cure del caso. Passiamo alla politica. Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega. Succede al segretario uscente il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Rabaccio ha ottenuto ieri la carica con 42 voti contro i 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Vediamo. Ringrazio innanzitutto tutti i militanti che hanno partecipato. Devo dire che la partecipazione è stata davvero lusinghiera. È stata la vice del segretario uscente Paolo Polidori. Ieri sera Pamela Rabaccio è stata eletta nuova segretaria provinciale della Lega con 42 voti sui 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Il risultato delle votazioni è stato annunciato durante il congresso provinciale del Carroccio. Apprezzando la presenza e il sostegno al congresso dei vertici locali e regionali del partito e anche di molti esponenti della coalizione di centrodestra, la nuova segretaria sintetizza così i punti del suo futuro impegno. Ritengo che il ruolo del segretario ha 2 missioni. Uno, l'indicazione politica, che chiaramente va condivisa con gli eletti e con il direttivo, ma soprattutto deve essere anche garante del movimento e gestire proprio l'organizzazione del movimento stesso, coordinando tutti quanti i militanti. Quindi l'importanza del gruppo è sicuramente la peculiarità del nostro movimento. Basilare sono anche i giovani e mi piace sottolineare che il gruppo dei giovani della Lega è quello più presente sul territorio triestino, per cui li ringrazio, anzi li incito a continuare in questo senso. Ci avviciniamo ormai all'appuntamento importante del prossimo anno qui a Trieste, in particolare per quanto riguarda le elezioni. Come vi preparate a questo importante appuntamento? Sicuramente il momento è molto delicato. Quello che noi vorremmo è che la Lega torni ad essere proprio il perno del centrodestra, quindi dare delle forti indicazioni come abbiamo fatto in passato. C'è molto da lavorare, ma confido nell'aiuto, nell'alzare l'asticella, come ho detto ieri, da parte di tutti quanti. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori, buona domenica innanzitutto. Allora, attualmente sulle strade cittadine il traffico non è sostenuto, anzi è abbastanza scarso e viaggia regolarmente. Non abbiamo al momento segnalazioni di incidenti o rallentamenti particolari. Nella mattinata odierna le nostre pattuglie sono state impegnate in diversi interventi, anche se è giornata festiva. Abbiamo effettuato 2 rilievi di sinistro stradale, uno in strada di Guardiella al civico 10/2 circa, a carattere di sinistro conferito, ma senza gravi conseguenze, insomma. Tra veicoli coinvolti erano tutte autovetture. E poi adesso le nostre pattuglie sono impegnate in un rilievo di caduta autonoma a un motociclista caduto in piazza Vico, Sansovino, anche qui senza grosse conseguenze. Stamattina presto abbiamo effettuato una polizia di sostanza vicida in via Crispi 55, mi sembra, come civico. E altre cose, nella mattinata sono state effettuate diverse rimozioni per quanto concerne il teatro Rossetti, quindi sulla via Rossetti e anche sulla via Crispi, poi diverse chiamate sempre per soste abusive. Segnalo che questa notte è stata chiusa via Buonarroti all'altezza circa della via Resman, in quanto hanno verificato la presenza di un cedimento strutturale proprio della strada. Probabilmente le forti piogge hanno eroso il fondo stradale, per cui la strada è stata chiusa in attesa dell'intervento della messa in sicurezza. Quindi in atto ci sono le segnaletiche con le varie indicazioni di chiusura della strada, per cui chi abita in zona e scende per quella strada faccia attenzione. Analogamente è stata chiusa nella giornata di ieri la via Cordaroli all'altezza circa di Saradavis. Sempre a causa delle forti piogge è stata chiusa per permettere dei controlli nella settimana entrante dell'area verde che è presente sopra l'altezza di via Saradavis. E una nota da parte dell'ANAS: la galleria Carso in direzione Trieste è attualmente aperta e così rimarrà fino a martedì. Poi da martedì 19 maggio sarà nuovamente chiusa fino al termine previsto del 28 maggio. Ricordo per il pomeriggio non è previsto nulla di importante per quanto concerne la viabilità, mentre ricordo per la giornata di domani, lunedì 18 maggio, il corteo che dovrebbe partire, anzi che partirà da San Giusto, con il percorso che si snoderà sulla via San Giusto, via Bramante, piazza Vico, piazza Sansovino, Galleria Sandrinelli, piazza Goldoni, Ponte della Fabbra, per passare poi in via Carducci, via Ghega, via Roma, Corso Italia, scendere piazza della Borsa, via Canal Piccolo e arrivare in riva 3 novembre, fermandosi poi sul Molo Udace, dove sarà tenuto un comizio, per cui il corteo partirà alle ore 10 e il termine previsto verso le 13, e in questo orario chiaramente ci saranno dei disagi alla circolazione su tutte le arterie cittadine, perché visto il percorso che fa il corteo interessa una buona quantità una buona fetta di strade del centro, con conseguenti problematiche su tutte le altre strade. E altre cose non avrei da ricordarvi, per cui vi ritornerei la linea augurando una buona domenica. Buona domenica anche a lei e ai suoi colleghi e buon lavoro, grazie. Grazie. Allora, noi procediamo parlando di cantieri scolastici, perché i cantieri per la riqualificazione del complesso Giotti Stuparic di strada di Rozzol procedono nei tempi previsti, nelle parole dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Sentiamola. Stanno andando bene, noi siamo soddisfatti dell'andamento di questo cantiere. È un cantiere importante perché, come sapete, una parte della scuola è ospite in Molo Quarto.
Prosegue nei tempi previsti la riqualificazione del complesso scolastico Giotti Stuparic di strada di Rozzol, intervento da 6,5 milioni di euro. La palestra è già stata consegnata nell'ottobre scorso ed è stata intitolata al giornalista triestino Gianni Cernoia. Al momento è in fase di completamento la primaria Virgilio Giotti, i cui alunni sono ospitati nell'adiacente edificio della Stuparic. Con gli studenti ancora trasferiti al Molo Quarto, la scuola media sarà interessata dal prossimo cantiere della durata prevista di un altro anno scolastico. Abbiamo quindi una palestra che è quella dove stiamo oggi, che è stata già completata e già utilizzata dai ragazzi la mattina della scuola e pomeriggio delle società sportive. Abbiamo un lotto di lavori che interessa un'ala dell'edificio che sta terminando. A breve verrà montato il ponteggio per andare in prosecuzione e quindi dedicarsi al secondo lotto delle lavorazioni, con uno spostamento interno dei bambini della primaria ancora per il prossimo anno scolastico e mantenimento della scuola media inferiore in Molo Quarto, in modo tale da poi rientrare tutti quanti insieme l'anno ancora successivo. Si tratta di una grande operazione di risanamento conservativo, adeguamento antincendio e impiantistico, miglioramento sismico ed energetico, nonché eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi ancora un anno scolastico di quello che si preannuncia 26-27 divisi, per poi avere una scuola completamente ristrutturata, sicura e ovviamente riqualificata. È un periodo ovviamente complicato per le famiglie, però i lavori vanno come previsto e quindi siamo più che ottimisti che si rientrerà nei periodi previsti. Siamo allo sport, la pallacanestro Trieste sbanca il parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando così il fattore campo. Risultato finale 90-92. Sentiamo Marco Stabile. La vittoria più importante dell'anno nel momento più importante dell'anno. La pallacanestro Trieste sbanca il parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando così il fattore campo. Merito di una prova offensiva irreale nei primi due quarti e della capacità di soffrire in difesa nel finale, dopo che Della Valle e soci erano riusciti a ribaltare l'inerzia del match nel terzo quarto. 5 uomini in doppia cifra senza il cannoniere Ramsey, fermo a 9, guidati da Brown 22 punti, Utah 16, decisivo al tiro nel momento di maggiore sofferenza nella ripresa, e Ross 18 nella veste di go to guy nel finale con 7 punti nell'ultimo quarto, uno più decisivo dell'altro. Sono loro, assieme a mister utilità Bannan e un toscano Anderson in formato totale, ad aver brillato nei primi 20 minuti di gioco. Uno start di qualità in cui alle trovate di Della Valle, 19 sui 26 finali già nella prima metà gara, i biancorossi hanno risposto con quel talento diffuso sulla bocca di tutti da inizio stagione, che per la prima volta, dopo aver collezionato 3 vittorie regular season in trasferta, ha sfruttato un successo corsaro in casa di una big. Sono i numeri a parlare: 50-59 sul tabellone durante la pausa lunga, con la squadra di Taccetti bravissima a preparare la partita, a tirare con il 76% da 2, 50 da 3, con un perentorio 9 su 9 ai liberi. A rientro in campo, consueta sofferenza per Trieste, che si conferma peggior squadra dei terzi quarti della Lega, mentre Brescia si riappropria del ritmo con un parziale di 7-0 marcato un dur Bilan e poi un'accelerata di Della Valle per il +6 casalingo. Nel momento del bisogno, con la Leonessa a vincere il parziale di quarto per 24-13 e Utah ad evitare che la reazione dei bianco-blu si tramuti in un'imbarcata per gli ospiti. L'ultima frazione scatta sul 75-72 con una volata punto a punto da incorniciare, e ancora Utah fa riaprire le danze con un canestro dalla media e una tripla in risposta a Rivers Endur, ma è la difesa a fare la differenza, costringendo Ivanovic e soci a ripetute palle perse e 4 minuti senza un canestro dal campo. Poi Ross rispolvera la sua versione da finisher, inanellando una penetrazione da applausi contro Bilan, uno step back e 2 liberi. Insieme a mister intelligenza Brown, l'attacco triestino replica colpo su colpo al fosforo di Della Valle e Bilan. Quindi il momento decisivo sul 90 pari, l'assist al bacio di Utah sul taglio dello stesso Ross, il vantaggio minimo e la buona difesa sulla penetrazione di Della Valle. Il primo urrà di una serie ancora molto lunga, in cui però Trieste ha dimostrato di avere le armi per sorprendere la seconda forza del campionato.
E concludiamo con l'appuntamento sportivo di ieri, che si è concluso ieri, una 3 giorni intitolata Integralmente Sport al Pala Chiarbola. L'evento realizzato in coorganizzazione tra Calicanto e Comune di Trieste ha coinvolto ben 200 atleti. Vediamo. Iniziato il torneo anche adesso in campo A. Integralmente Sport è una manifestazione che si sviluppa su 3 giornate. Le prime 2 giornate sono state dedicate una alle scuole medie, una alle scuole superiori della regione Friuli Venezia Giulia e oggi siamo alla 3ª giornata. I ragazzi della Calicanto in squadra insieme ad amministratori e professionisti di varie aziende locali è tornato Integralmente Sport, che per 3 giornate ha colorato il Pala Chiarbola con eventi sportivi aperti a tutta la cittadinanza. In campo vediamo realtà sociali, aziende di Trieste, pubbliche e private, e la bellezza di questa iniziativa è far vivere anche queste aziende l'esperienza dell'integrazione e dell'inclusione. Ogni squadra ha nel suo team un atleta di Calicanto, ovviamente disabile, e quindi possono vivere quello che è, attraverso lo sport, una bellissima esperienza di inclusione e collaborazione insieme. Ieri le squadre miste si sono cimentate nelle gare di pallacanestro e pallavolo. I numeri di questa edizione sono degni di nota: 200 atleti, 10 squadre di pallacanestro e 12 di pallavolo, per una bella festa dello sport integrato. Ringrazio tutti quelli che partecipano a questa bellissima iniziativa e che hanno partecipato. E noi ci fermiamo qui, il telegiornale ritorna questa sera alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.